Ciao ragazzi, questo è un nuovo video e siamo sempre noi di scema. Siamo sempre noi due scemi, siamo qua, esatto ragazzi, per tutti quanti. Niente, stiamo facendo questo video perché abbiamo visto una cosa. Abbiamo visto un video su YouTube che ha fatto moltissime visualizzazioni, più o meno 13 milioni. E voglio un video molto brutto da vedere, diciamo, non è che squadra non si tratta di questo. Però si tratta di Justin Bieber, un cantante internazionale, proprio il più famoso al mondo, no? Si può dire che è il più famoso. E abbiamo visto questo video su YouTube. Praticamente si vede lui che è in auto, cammina, giusto una accompagnanza tu. E poi un fan si avvicina all'auto, mentre sta camminando l'auto, lui si avvicina. E salutai, come tutti i fan si avvicinano, vanno, corrono a pies. Justin Bieber da dentro l'auto piglia e ci dà un pazzotto. e come fa lui? E poi vede che sto vaglione caga un pugno in faccia, si ferma, così rimane così. Un pugno in faccia! Un pugno in faccia! Non per imitarlo, non per sfottere, però a me mi ha fatto ridere ormai. Stiamo ridendo per questo, non per altro. Però comunque volevamo commentare questo gesto di Justin Bieber, però prima poi facciamo per un video. Aquí es el atrás. Justin, aquí. Lo hemos visto, pero no hay nada. Me ha pegado un puñetazo, le toca la cara y macho. ¿Qué dices? ¿Por qué te ha hecho eso? Perdona, el Justin. Me ha pegado un puñetazo, le he tocado la cara y me ha pegado un puñetazo. ¿Pero por qué? Que le ha metido la mano. Ya está. Quando abbiamo visto questo video ovviamente siamo rimasti un po' sconvolti, perché comunque è un atteggiamento un po' brutto, no? Da avere nei confronti dei fan, soprattutto un cantante internazionale come lui, il più famoso al mondo, come già ho detto prima. Ha dato un brutto esempio. Ha dato soprattutto un brutto esempio, poi ha fatto capire che comunque i soldi gli sono andati in testa, no che i soldi ci chiamano cavolo. Secondo me non ci sono i soldi, altre cose. Ci sono in sacca. A parte gli scherzi, volevamo commentare questa cosa perché per noi è sta 3 giorni non mi dice guarda, a fare un video non passo fatto perché pure si è nervosito perché dice guarda tu tieni soldi, tieni che là, hai fama, no fama che te ne fame e poi mangiare, ha fama, Cioè, te ne fermi, te ne vita, te ne sotto, c'ha tutto, anche l'unica cosa che ci manca, diciamo che è vero, ci manca un po' di privacy, no? Che non si voglia mangiare una pizza insieme ai compagni, va bene, però comunque un personaggio come lui deve sapersi comportare. Sto parlando tu? Deve sapersi comportare, no? Soprattutto in pubblico, soprattutto con i fan. Scusi, chi li è venuto vicino a te solo perché te lo fanno tu e tu volevi dare un bacio, tu volevi fare una foto, tu volevi toccare, perché per loro sei Dio. Sei una persona illustre, tanto illustrata come dicendo tu. Boh, lasciando a parte che Luca e Justin Bieber di Napoli. Lasciando a parte questo, però comunque niente, volevamo commentare questa cosa. È una cosa bruttissima. Magari Justin quella sera stava un po' nervoso, vai, si può ammettere una cosa del genere, si può. Però non è cioè, senza giustificare il cazzotto che comunque ha dato a quel ragazzo. Però può capitare che magari Justin stia nervoso, stava un po' scocciato, nervoso per fatti suoi. E quindi gli è scappata, diciamo, questa follia, questa stronzata che ha fatto, no? Sì, però per me Justin rimane una lode come persona, proprio seguo perché per canzone. Cioè non è così. No, ma è bravo a cantare, è bravo. Però come persona zero. Come persona un po' zero. Un po' zero perché non è la prima volta che cadono queste cose, no? Comunque noi preferimmo, soprattutto quando era più creatura, comunque. Era un bambino e non conosceva ancora tipo ragazzini, queste cose qua, un baschetto là in capo, del tempo delle mele.
Ragazzi, comunque abbiamo voluto parlare di questa cosa perché ci ha colpito molto questa cosa, no? Baccio. Mi fa drago questi battuti. Se questo video vi è piaciuto, non credete che mi è piaciuto perché comunque un cazzotto va bene. Se questo video vi interessate, magari fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate voi di questo atteggiamento di Justin Bieber, perché comunque è bruttissimo. Però non fate parole perché... Senza offesa ovviamente oggi, perché ovviamente non cambia cosa offendendo, no? Magari possiamo criticare, possiamo parlarne. Lo dici tu come pensi, però senza offendere. Anzi, se volete lasciate un mi piace, non un mi piace, lasciate un like, un commento, una condivisione, hashtag cazzo un cazzotto, hashtag cazzo un cazzotto, vai, tanto per dire cazzo un cazzotto, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ma non lo voglio fare,